Pronti? 1, 2, 3. Buono il 1000° tentativo e alla fine si presenta subito Zoello al comando, impegnato al largo da Zermatt Chi, i due che bisticciano un po' lungo la prima curva, poi a contatto zero gravity, quindi al largo Caravaggio Griff con in scia Vaomar, passa dopo 300 metri a condurre Zermatt Chi. Seconda posizione per Zoello, la terza per Zero Gravity, all'esterno è rimasto Caravaggio Griff, seconda pariglia per Vaomar che precede Castore Lux, poi Anteo del Ronco, Anita Spritz, questo è il treno esterno, 33 per i primi 400 metri di corsa da parte di Zermatt Chi, che completa 600 in 46,5. Zermatt Chi a condurre, sempre nei confronti di Zoello, di fuori Caravaggio Griff alla corda Zero Gravity, seconda pariglia per Vaomar, poi Amos Rab che precede Bonton. Gruppo compatto che completa i primi 800 metri in 1, 2 e 3. Non cambia nulla lungo la piegata di sinistra. Zermatt Chi che comanda dopo 1000 metri passati in 1, 18 e 2. Passaggio davanti alle tribune. Zermatt Chi a condurre davanti a Zoello. Al largo sempre Caravaggio Griff, prova a muovere in mezzo alla pista Anteo del Ronco che trova l'anticipo da parte di Castore Lux, il quale si scopre dopo una frazione in 15,5. Numero Anche 4 Vaomar Bonton muove dalla pariglia squalificato. e tutti parano tutti a 600 metri dalla conclusione. Intanto Zermatt Chi li guarda in faccia. Piegata in 15,2. Zermatt Chi al comando, di fuori sempre Caravaggio Griff, alla corda Zoello avanti a Zero Gravity, quindi Amos Rab. Siamo al completamento del miglio, passato in 2, 3 e 6, con all'avanguardia Zermatt, di fuori Caravaggio, poi Anita Spritz che ha bucato di dentro quelli che si sono parati, alla corda ancora Zoello e quindi Zero Gravity. A 200 metri dalla conclusione allunga Zermatt Chi che guadagna un paio di lunghezze a Zoello, il quale prova a buttarsi in open stretch. Zermatt Chi nel finale allunga e vince come vuole. Al secondo finisce Zoello, al terzo posto Anita Spritz avanti ad Amos Rab e a Caravaggio Griff. 29,1 a chiudere, 1,16,6 ragguaglio cronometrico, tutto facile per Zermatt Chi che sfila a condurre, si isola nel finale. Francesco Facci per Martin Levakovic, i colori della signora Marina Rago, raddoppio in giornata per Francesco Facci e Martin Levakovic, prima e ultima del Monica Amatto, e Zermatt Chi a segno per le piazze. Finisce bene ancora Zoello in quota lungo lo steccato, al terzo posto da 40 metri corre molto bene Anita Spritz.